Buongiorno a tutti. Sì, stamattina siamo a Napoli, siamo sul lungomare a te tanto caro e infatti questo è l'incanto che vi volevo mostrare stamattina. Purtroppo la giornata non è delle migliori. Io arrivando qua sul lungomare ho chiesto alle persone che c'erano, ho detto ma magari dopo va migliorando, e invece mi hanno detto che vi do questa chicca napoletana, particolarmente napoletana, che quando lì lo vedete è coperto, è tutto scuro, ci sono questi nuvoloni, quando lì è così purtroppo non c'è speranza, quindi la mattinata si aprirà purtroppo verso la pioggia, ma non fa niente. Noi proviamo a portarvi il sorriso, proviamo a portarvi il sole con una delle cose più belle che abbiamo a Napoli. Oltre a questo bellissimo mare, una delle cose che abbiamo esportato in tutto il mondo è la musica napoletana, delle canzoni, delle canzonette che raccontano gli amori, le passioni anche in modo più allegro, anche facendoci sognare. Beh, noi abbiamo incontrato un soprano, una ragazza giovanissima che ha dedicato la sua vita alla musica e ci ha spiegato, ci ha raccontato anche come nasce ad esempio una canzone napoletana, pensate, scritta addirittura da D'Annunzio. Ascoltiamola insieme. Napoli è una città d'incanto. Alla fine del Cinquecento, inizio Seicento, nascono qui le prime scuole di musica e quelle che poi diventano la grande scuola napoletana, la grande tecnica di composizione della musica. Il carattere del napoletano è molto teatrale, per cui si raccontano, come spesso accade anche nell'opera Gli Amori, ma il napoletano ha un certo non so che ti trasmette, ti teatralizza ogni cosa, per cui comunica anche col corpo, non solo con la voce. E quindi ecco, forse perché tanti studenti cinesi, russi, i ragazzi di tutto il mondo vengono da noi qui a cercare di carpire la mediterraneità che noi portiamo nel DNA. Potrei accennarvi tantissimi brani, preferisco accennarvene qualcuno che mi fa sentire più me stessa e quindi qualcosa di napoletano. Ad esempio potrebbe essere Abucchella, scritta per scommessa nel caffè Gambrinus. Francesco Paolo Tosti, abruzzese, chiede a D'Annunzio: ma tu sei un grande poeta, sei anche capace di scrivere per delle note napoletane, con delle parole napoletane? Ebbene sì, D'Annunzio non solo scrisse una romanza meravigliosa come Abucchella, ma riuscì anche a coniare una parola, Appassiuliatella. Sì, con mano sciurilla, tu tieni una bucchella, nu poche pucurilla, Appassiuliatella. Che la musica napoletana è uno degli orgogli che abbiamo esportato in tutto il mondo, il mare, la musica e ovviamente la buona cucina. Stamattina vi faremo conoscere una ricetta nel prossimo collegamento che richiama tanto le tradizioni, quelle antiche, quelle delle nonne. Pensate, si chiamano gli ziti alla genovese, non hanno nulla a che vedere con il pesto e gli ziti è una pasta che la domenica riuniva tutte le famiglie. Forse Lucia tu lo sai, però non sveliamo niente, ve lo raccontiamo dopo, quindi ci vediamo tra poco per il prossimo collegamento. Incanto e poesia.